Uno dei tratti più suggestivi della città di Portogruaro è senz'altro il percorso pedonale sulla riva destra dell'Emene. Qui, oltre a godere di uno splendido panorama, si ha la possibilità di ammirare una serie di sculture moderne che sono state inserite nel 2002. Tra queste spicca un prisma metallico di sezione triangolare, le cui facce sono caratterizzate da fori rettangolari. Tali aperture consentono di osservare all'interno una vasca trasparente che contiene un liquido di colore azzurro, dove, spinti da una corrente artificiale, fluttuano materiali di scarto quali barattoli, lattine. Durante il giorno appare come un riferimento visivo puramente scultoreo, mentre di notte, grazie ad una illuminazione interna, funge da lanterna in una zona scarsamente illuminata. Con tale opera, intitolata Trash, cioè spazzatura, dal suo autore, il belga Claudio Andreini, ma portoguarese d'adozione dal 1985, si è voluto rappresentare un aspetto del degrado ecologico della nostra epoca. Infatti, la forma geometrica perfetta di Trash rappresenta l'aspetto contraddittorio della società, che all'esterno appare rigorosamente efficiente, mentre all'interno nasconde problematiche quotidiane mai risolte. Questa scultura vuole stimolare a prendere atto dello stato di degrado in cui viviamo e del quale, a forza di convincerci, per noi è diventato invisibile. L'opera è interattiva con il pubblico tramite un pulsante esterno che comanda a richiesta la messa in funzione della pompa immersa che movimenta gli oggetti. Sabato 24 settembre 2011 ho incontrato l'autore Andreini mentre stava effettuando uno dei periodici interventi di manutenzione alla sua scultura. L'operazione si è rivelata più impegnativa del solito perché Claudio ha dovuto estrarre anche la pompa che fa muovere l'acqua nell'acquario della scultura, in quanto quest'ultima si è rivelata fuori uso. Probabilmente la causa di questa rottura è da imputare sia al fatto che la pompa ha quasi 10 anni di vita, sia al fatto che nella vasca, per ragioni inspiegabili, non c'era più acqua al suo interno. Ma sentiamo ora, a tal proposito, la testimonianza di Claudio Andreini, molto amareggiato e arrabbiato per la scarsa attenzione e considerazione dimostrate dall'amministrazione comunale di Portogruaro, in particolar modo dall'assessore alla cultura Anna Maria Foschi, nei suoi confronti e della sua opera. Allora, il motore è andato? Ho paura di sì. Ho paura di sì, perché aspettiamo l'elettricista, deve venire qua all'una e mezza. L'elettricista del comune? Sì. E vediamo se, perché il problema è che se il motore è rimasto collegato dopo aver svuotato l'acqua, può darsi che il motore si sia riscaldato e grippato. Perché non si deve mai togliere l'acqua e lasciare il motore a disponibilità del pubblico, perché ovviamente senza voler fare del male uno preme sul pulsante e lo rovina. Sì, non sapendo che dentro non c'è l'acqua. Esatto, perché siccome c'è sempre stata l'acqua, ovviamente uno non si pone il problema, no? Perciò la scultura funziona grazie a questa inclinazione. Da lì viene fuori l'acqua, il getto d'acqua. Fa che sì che crea un vortice, non un vortice, un giro d'acqua, diciamo, che dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto ovviamente, che fa sì che l'oggettistica si mette a girare per proprio trasmettere il concetto del fatto che all'esterno c'è una struttura che sembra perfetta a livello della geometria, dell'equilibrio delle forme, delle superfici che sono perforate, eccetera, eccetera. Perciò da lontano tutto sembra perfetto, ancora di più se si mette l'acqua azzurrina che fa sempre molto carino. Però una volta che si avvicina alla scultura si accorge che dentro c'è degli oggetti, quegli oggetti che tutti i giorni la gente butta nei fiumi
ma anche tutti gli oggetti che rappresentano simbolicamente i problemi che c'è in una società che apparentemente gira, ma Se andiamo poi a scoprire sì, sul fondo. Esatto, però quando si avvicina a delle strutture, per esempio pubbliche, si accorge che abbiamo dei problemi enormi che vengono a galla quando si entra proprio nel problema stesso, che si fanno delle richieste, eccetera, eccetera. Ovviamente io all'inizio ho fatto questa scultura perché abitando lungo il fiume Lemene, a Boldara, ho dovuto prendere atto, quando ho comprato la casa, mi sono messo lì, che purtroppo era consuetudine della gente del paese di buttare immondizia, ma anche animali vivi nei sacchetti di plastica pur di eliminare. Una volta che il sacchetto va giù, risolto il problema. non c'è più problema. Capito? E mi dispiace di vedere che in un paese che dovrebbe vivere di rispetto dell'ambiente, rispetto della cultura, rispetto delle strutture antiche, eccetera, eccetera, e anche moderne ovviamente, vedere che siamo più sporchi di tutti i paesi che ci circondano, dalla Slovenia alla Francia, passando dall'Austria alla Germania o la Svizzera ovviamente, no? E questo è un grosso guaio per questo paese, che purtroppo non ha ancora capito che quello che la loro propria ricchezza non è l'industria, è il paesaggio e la ricchezza culturale. In più, quando vedo che questa scultura, dopo 2 settimane della sua installazione, c'era già un imbecille che con un punteruolo e un martello ha voluto rompere, e ce l'ha fatta, ha rotto un vetro. Cioè, per riparare questa scultura adesso, se si volesse andare, si deve prendere una gru, togliere l'acquario, il vetro, la struttura di vetro che c'è dentro, cioè fra la gru, portarla in officina, togliere i vetri, sicuramente si dovrà buttare via tutto e rifare un'altra struttura di metallo, sarà una spesa sicuramente a circa di 8.000 euro. Cioè un imbecille si è fatto un piacere rovinando una scultura che adesso per riparare ci vorrà sicuramente quella cifra lì. In una città del 600 che appartiene al Rinascimento, insomma, è veramente pauroso. La statua è stata messa quando? Nel 2002? Perché nel 2002 c'è stato l'anno dell'acqua, c'è stato questo concorso. Dopo un po' ho ricevuto la notizia che ero stato selezionato. La statua in totale quanto è costata? E chi ha pagato? All'epoca è costata sui circa 13 milioni, sì. Il premio vinto era di 6 milioni, perciò 13 meno 6 fa 7. Cioè questi 7 milioni ho dovuto sborsarli io, che ho fatto volentieri perché è la città dove ho deciso io di venire a vivere praticamente, ma si deve anche dire che su questi 7 milioni, 3 milioni sono stati offerti con una raccolta che ho fatto attraverso degli amici, commercianti che mi conoscevano, ho spiegato il problema e molto gentilmente mi hanno offerto questa cifra di 3 milioni. E c'è una targa che lo ricorda? Esatto, allora io voglio sempre dire le cose che sono, mi sono premurato di far fare una targa ricordo per questo dono, assieme come riconoscenza, diciamo. Sì, di riconoscenza con il concetto che voleva esprimere questa scultura. Ho fatto fare questo plexiglass di 1 centimetro di spessore, ma entro le 2 settimane la scritta è stata rotta anche quella, e ormai purtroppo il comune mi è stato detto che dovevo rifarla io praticamente, come la manutenzione che io faccio gratuitamente, volontariamente da ormai il 2002. Ecco, parliamo di questo aspetto qui. È una scultura che necessita di manutenzione, sì. Ogni anno? Sì, ogni anno devo fare la manutenzione perché devo sostituire l'antigelo che metto dentro, sì, devo rivedere la colorazione e devo, pur di non avere sempre la stessa scultura, una scultura interattiva sia a livello del funzionamento direi che della sua evoluzione, nel senso che ogni anno tento di cambiare un po' l'oggettistica in modo che chi viene a rivedere trova altre cose dentro. Però scusa se ti interrompo, io ho capito il significato e immagino anche quelli che vedranno questo video, però a un turista o anche uno stesso cittadino di Portoguaro, se viene da queste parti, magari ci sarà passato mille volte davanti, però magari non sa il significato di questa scultura, perché non c'è nessun cartello che lo spieghi. C'era.
c'era. Anche qui torniamo al discorso di prima. Assieme ai nomi dei generosi donatori c'era anche il concetto che era espresso. Ma al di fuori di quello, qui entriamo un po' in un discorso più filosofico legato all'arte. La scultura che è qua, anche se non c'è una spiegazione, la gente guarda, se si incuriosisce magari si mette a pensare. Siccome per me l'essenza dell'arte è far pensare senza necessariamente dare la soluzione che è stata ventilata dall'autore, anche se non capisce quello che ho voluto fare io, non ha importanza. A me interessa che la gente che viene qua, che vede qua, che preme sul pulsante e vede che si muove, si metta a pensare. Alcuni ci arriveranno alla mia spiegazione, altri magari daranno un'altra, ma non è importanza. L'importanza è che la gente venga qua, sia incuriosita e magari si metta a fare un pensierino. Difatti tante scolaresche vengono qua proprio per favorire questo pensiero presso i bambini, che molto spesso si limitano a guardare una roba senza... Però loro hanno l'insegnante che gli spiega, diciamo, invece un turista che passa di qui o è attratto dalla curiosità oppure magari tira dritto, questa è la mia impressione, può darsi che mi sbaglio. Allora rilanciamo la palla al signor Bertoncello, il sindaco Bertoncello, al sindaco Bertoncello di Portogruaro, che con una modica spesa, penso di €100 massimo, forse anche meno, potrebbe rifar fare la targa a ricordo di questo dono e che spiega il concetto, e rimetterla dove era prima, dove ci sono ancora i 4 fori a disposizione per sistemarla e far sì che la gente capisce da sola o magari si fa aiutare. Viene aiutata, esatto. Perché, torniamolo a ricordare, tutta la manutenzione è a carico tuo. Esclusivamente a carico Il comune non ti è mai venuto incontro? No, l'ultima volta che ho voluto chiedere una lampadina a sostituzione di quella che era bruciata qua... Una lampadina? Sì, perché questa è illuminata da sopra, là c'è una Quindi lampada. dal costo non esorbitante? No, sarà stato una trentina di euro, ma in ogni caso ho chiesto all'assessore Foschi di aiutarmi a vedere se potevo... L'assessore alla cultura di Portogruaro, ma non mi ha neanche lasciato finire perché era impegnata con 3 persone in ufficio, perché ovviamente interrompere, era una riunione con la gente della biblioteca, io dovevo andare in negozio prima di mezzogiorno e mezzo, perché sappiamo che i negozi chiudono, e io ero qua per fare la manutenzione, non ha avuto la reazione, il riflesso di interrompere questa sacra riunione per 30 secondi per dire sì Claudio, puoi prenderlo, no, è complicato, no, ci stiamo interrompendo, siamo impegnati. Ecco, 2 volte ho fatto la richiesta, 2 volte mi ha detto no, siamo impegnati. Bene, la scultura adesso magari è stato rovinato il motore perché è stata svuotata l'acqua, sono almeno 6 mesi che non c'è più, che la scultura non funziona più. Adesso devo lavorare una giornata sicuramente per recuperare tutto, magari se il motore è bruciato non costerà più una semplice manutenzione, ma costerà sicuramente 200 euro per la riparazione. Cioè per 30 secondi di interruzione di una riunione fra gente del comune si poteva anche... No, niente, adesso siamo in panne con la scultura, e ovviamente questa scultura, volendo o nolendo la signora Foschi, è una scultura di cui si parla dappertutto perché è interattiva e la gente molto spesso si chiede, è illuminata. Tutte queste cose qua fanno sì che la gente passa qua e ne tiene conto di questa cosa qua. La signora Foschi di nuovo ha fatto una specie, secondo me, di censura nei confronti di Andreini, perché Andreini non si deve parlare con lui per vari motivi, eccetera eccetera. L'artista, signora Foschi, signor dottor Bertoncello, l'artista, se diventa una persona non scomoda, non è più un artista. Gauguin non era comodo, Van Gogh non era comodo, non mi metto all'altezza di questi personaggi, mi raccomando, ma a livello del concetto, dal momento che una persona ha a cuore qualcosa e che crea qualcosa, per forza è diverso dagli altri. Se una persona è responsabile dell'edilizia, posso capire che non sia sensibile, ma una persona che è assessore alla cultura, ex insegnante, dovrebbe essere minimamente più aperta. Allora se dobbiamo avere un personaggio così che guida la cultura, io ho grande paura, perché difatti sono stato censurato un'ennesima volta al 150° compleanno della Repubblica, che dovevo far parte di un gruppo di fotografi. Quando questa signora ha visto il mio nome sui fotografi che dovevano fotografare i disegni dei bambini, ha detto questo no, perché questo no. Questo, cara signora, e voglio dire ai cittadini, fin quando abbiamo dei personaggi che impediscono a una persona riconosciuta nel mondo intero, che io espongo da Chicago a Pechino,
Quando una persona si permette di non accettare la partecipazione a un'opera perché a lei è antipatica, questo in tutti i paesi del mondo si chiama censura, nient'altro, dittatura o censura, la chiami come vuole, ma non è degna di un'apertura mentale.